pubblico delle grandi occasioni, il Charlins vince anche il derby contro il Brian Lignano, fa 3-3, stadio di casa porta bene, una vittoria tirata, però una vittoria che conta. Sì, molto tirata, era veramente stata una partita dura, durissima, un bel derby dove ci sono state tante emozioni, anche se è finita solo 1-0, però per fare i complimenti ai ragazzi che purtroppo ho dovuto fare i cambi in base alla situazione climatica, che erano in 4-5 che avevano i cambi e i crampi, e quindi ho dovuto proprio cambiare, non con l'idea che avevo di fare il secondo tempo, ma difendendoci, e dopo abbiamo finito con Camarà e Simeone a fare i quinti, perché non avevamo altro e avevo in mente altre cose, però i ragazzi mi hanno detto che era veramente un ambiente, un caldo, che non riuscivano ad andare con le gambe, e sono durati 50, 55, 60 minuti, quindi dobbiamo un attimino recuperare, perché abbiamo già subito la partita mercoledì e quindi abbiamo bisogno di tutta la rosa. Hanno dimostrato quelli che sono entrati che sono giocatori importanti anche loro, anche se non sono partiti titolari, e questo che cerco di inculcare ai ragazzi, di essere soprattutto uomini di squadra, che è la cosa più importante quando si vogliono fare dei campionati in una certa maniera. Quindi se riescono a capire questa cosa qua, tutti sono indispensabili, e sono contento di questo, perché ho visto questa unità, avendo come quinti Camarà che si sacrifica, Simeoni, Anzolin che finisce coi campi e fa la punta con Silenzi, cioè queste cose qua ti fanno ben sperare, perché vuol dire che il gruppo si sta compattando bene. Per quanto riguarda il gol di Tardivo, abbiamo visto uno schema domenica su calcio d'angolo, anche quello di oggi è stato uno schema, perché lo scatto di Maniero sul lato dove ha tirato il vostro attaccante sembrava poter cercare proprio la respinta del portiere. Doveva essere, penso, il tiro al volo, e invece se l'è fatta. Cioè, è successo che appunto è andata una palla là, lui in corsa gli è arrivata, e quindi deve finire là. Solitamente tira al volo come domenica scorsa che aveva fatto gol, non è uno schema, però è stato bravo, una conseguenza, e sappiamo che comunque lui finisce la corsa là, l'ha messa dentro, e Tardi è stato bravo a farsi trovare pronto. Però, come ti ripeto, voglio proprio ringraziare tutta la squadra, perché è una partita difficile, Lignano è una squadra in forma già, e quindi era dura. Chiudo dicendo Brian Lignano, Charlins perfetto fino a un quarto d'ora dalla fine, possiamo dire così, anche dietro molto compatto. C'è un'emergenza adesso difensori con l'uscita anzitempo anche di Seno e l'assenza di Miletto? Ma no, adesso ci adeguiamo, potevamo fare gol al primo minuto, potevamo arrotondare 2-0 con Camarà, quindi non è che è stato un risultato risicato. Se facciamo gol al primo minuto e il palo del Camarà, cambiano le cose. Loro hanno avuto qualche occasione, qualche tiro da lontano, gli abbiamo concesso una mischia, ci sta, però alla fine abbiamo difeso bene, abbiamo rischiato poco, e il portiere non ha parato nel secondo tempo, quindi sono contento di questo e del fatto che non abbiamo preso gol. E mister, io ho altre due domande. La prima è: terza vittoria in 3 partite, quanto sono funzionali poi anche a costruire quella mentalità? È chiaro, no? Perché quando finisci bene, domenica 94esimo, oggi comunque solo di una lunghezza, il famoso cortomuso, no? Quindi, però sono contento, anche se vinciamo del cortomuso non è che mi preoccupa, poi il gioco arriverà. Abbiamo avuto qualche sprazzo, vediamo che abbiamo comunque della forza fisica, dei giocatori importanti, che ovviamente noi non siamo ancora al 100%, e questo mi rincuora, ma allo stesso tempo mi permette di vedere come reagiscono gli altri giocatori, che entrano e che danno l'anima, e questa è la cosa più importante per un allenatore e per un gruppo. Farli sentire tutti partecipi è la cosa più importante di tutti. 9 punti, tanta roba, però non abbiamo fatto niente, stiamo calmi, dobbiamo finire un trittico importante, e cominciamo a sempre ragionare di partita a partita, cominciamo già a pensare a Chioggia. E l'ultima, mister, in presentazione a Valle del Lovo, ai primi di agosto il Presidente aveva detto puntiamo a quota 104. Sì, siamo a meno 93. Siamo a meno 96. E quindi... Esatto. No, ma noi lo sappiamo ogni settimana, quindi ce lo teniamo bene in mente. Bocca al lupo, mister, grazie. Grazie al lupo, grazie.